La cancetta. Ma sei sparito! Sei sparito! Buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui. Siamo qua oggi perché insieme all'assessore all'attività produttive Eleonora Angeleddu, durante questa importante manifestazione di valorizzazione del borgo, abbiamo voluto ricordare 4 figure fondamentali che si sono impegnate per la conservazione delle tradizioni e della cultura di Lollove. Zia Gavinetta Puggioni, zio Graziano Bugiai, zia Antonietta Tolu e Michele Siori. Do la parola all'assessore Angeleddu. Buonasera a tutti e grazie per aver risposto così numerosi. Per ricordare 4 persone, 4 figure, oggi ci sembrava giusto trovare un momento all'interno di questi 2 giorni per poterli ricordare così come erano loro. Il simbolo che abbiamo scelto per queste 4 persone è appunto il cuore, perché per noi quest'anno sono i 4 cuori d'oro di Lollove. Grazie. Chiedo la cortesia di avvicinarsi il parroco di Lollove, Don Alessandro Fadda. Sono molto lieto di ospitare questa manifestazione. Credo che non ci sia luogo migliore per conservare il ricordo grato di chi ci ha preceduto e di chi ha amato e stimato il borgo. Auguro che il ricordo di questi amici sia benedizione per tutti, sia motivo per tutti per rinsaldare i nostri rapporti e rendere davvero le nostre relazioni sempre più belle e significative. Buona serata a tutti. Zia Gavina nasce il 3 novembre 1921 a Lollove. Tutti la conoscevano e tutti la amavano. Era impossibile per i turisti non incontrarla. Era un maestro di vita, innamorata della libertà e sapeva guardare oltre i beni materiali. Nata e vissuta a Lollove, un paese così piccolo, ma che le ha fatto conoscere il mondo intero, senza doversi mai spostare da casa. Una donna di grande spirito e di animo puro, fonte di saggezza e simpatia, piena di valori che fin da bambina ha coltivato, dedicandosi alla Chiesa e seguendo sempre quello che era il volere di Dio. Intelligente e colta, sapeva reggere discorsi con chiunque e sapeva entrare e restare nel cuore di tutti, quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Zia Gavina era di Lollove, ci ha regalato un secolo di storia. Purtroppo dopo 5 anni di malattia, il 19 gennaio 2022 ci ha lasciato. In custiso la nostra prena il sole, mio nome era lucida di amore, e tutto così stretto de supino, mio non ha che loro, mio non ha che loro, con sorte serena simpatia, Custodia tassi madre se la quinza, come regnanza pace s'armonia, numero sono anche la micchina, su figlia sempre d'oro, e con santo fisuri soro, ma la fine svelto crea, lunga via nel simbolo, bello freno de cosor, traditor bello freno de cosor.
ammentade torrare a su con noi, tu ammentade torrare a su con noi, tu. Mare d'Urgali, pinta e Mare d'Urgali, ove nasci su sole su Manzano, sole su Manzano, che Dio ca la luna sovrana, Dio ca la luna, regalo fino al pa che sanatura, che sanatura, il sole in baracono, mare luce, mare luce, e tre notte di spanti sotto spalli sorto bene, ove sulle vergone cada bene, Redentore, lega la paglia striscia, vai portare, vai portare, Signella, ma così di coro, sette manera, sette bella, cantata di così l'ortono, per la mia terra sovrana, che viaggia in argenta Monti Spada, che viaggia in argenta Monti Spada, che viaggia in argenta Monti Spada. passate la linea, monte Da Monte Oro, ove per l'armannita se Mannita se minore, e carchino di bella tra sortone, Ivan San Delizia, L'assessore Angeleddu consegna l'omaggio in onore di zia Gavinedda alla nipote Rosa. Graziano Gusai, noto Letranchi, nasce a Lollove il 18 giugno del 1953. Figlio dell'odierna centenaria Pierina Nioi e Michele Gusai, dopo aver passato la gioventù nel suo noto borgo, si trasferisce a Nuoro con la famiglia, dove diviene l'impiegato spostato. Nonostante gli impegni lavorativi, ogni giorno tornava a Lollove come se non fosse andato via. Era infatti sempre parte integrante delle feste di San Biagio e di Sant'Eufemia, dando sempre il suo contributo con profonda dedizione ed impegno. Da sempre considerato uno dei capi indiscussi delle battute di caccia, non finiva mai di dare ai più giovani talenti consigli, si occupava con cura e passione dei suoi cani, fedeli compagni e delle domeniche passate sui monti. Abilissimo giocatore di bocce e del gioco di carte e maniglia, non perdeva occasione per ritrovarsi insieme ai suoi amici, con cui passava intere serate all'insegna della buona compagnia. Graziano in particolare mi fa specie usare questi formalismi perché Graziano era una persona, era un mancino, quindi come tutti i mancini era genio e sregolatezza, era una persona che noi ricorderemo come unico. A seguito purtroppo di una breve malattia, il 6 aprile di quest'anno è andato via, lasciandoci però il ricordo di una persona buona, socievole, sempre pronto a dispensare buone parole ed una mano di aiuto a tutti. Sora
Ritira per lui il ricordo la sorella Chicchina. Zia Toniedda nasce a Lollove nel 1953, trascorre la sua infanzia a Lollove, va via da Lollove a 13 anni per frequentare le scuole medie. A 22 anni diventa infermiera, realizzandosi nel mondo del lavoro. A 30 anni si sposa con Ciriaco Chessa, dando vita a una famiglia composta da 5 figli e 2 nipotini. Si è sempre dedicata alla rinascita di Lollove, riportando le feste paesane, San Biagio e Santa Eufemia. Ha cercato di creare un borgo turistico, aprendo la sua amata trattoria alla Cartolina. Ha dato vita a tante manifestazioni nell'arco degli anni, conoscendo moltissime persone. È stata una donna allegra, forte, molto determinata e di buon cuore, sempre dedica alla sua comunità. Purtroppo, in seguito alla malattia, contratta nel 2019, nel 2020 ci ha lasciato. A ballare, ballare, a ballare, ballare, bim bom, 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 bom, a ballare, ballare, a ballare, ballare, bim bom, bim bom, bim bom, bim bom. Tu sarva che una sola sa sabe sta su una grande cante su che canne de nosco che la cassola cante su che canne de nosco che la cassola tu sarva che una sola sa sabe sta su una grande cante su che canne de nosco che la cassola a ballare ballare a ballare ballare bim bom bim bom bim bom bim bom a ballare ballare a ballare ballare bim bom 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 bom a ballare ballare a ballare ballare bim bom bim bom bim bom bim bom no vestires allegria nonché vinarte cantare con moco la convidare gusta bella compagnia con moco la convidare gusta bella compagnia no vestires allegria nonché vinarte cantare con moco la convidare gusta bella compagnia a ballare ballare a ballare ballare bim bom bim bom bim bom bim bom a ballare ballare a ballare ballare bim bom 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 bom a ballare ballare a ballare ballare bim bom bim bom bim bom bim bom cantate, cantate puro, con mocola da ballare, si ballamos tutti pare, cantamos a turuturu, si ballamos tutti pare, cantamos a turuturu, cantate, cantate puro, con mocola da ballare, si ballamos tutti pare, cantamos a turuturu, a ballare, ballare, 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 a ballare, ballare.
l'omaggio in onore di zia Toniedda al marito Ciriaco Chessa. Buonasera a tutti. Mi è stato dato l'ingrato compito di parlare di Michele Siotto. Non è ancora semplice, però volevo innanzitutto salutare anche i parenti e i familiari delle altre persone che oggi ricordiamo, il mio amico Graziano, col quale ho condiviso una passione per uno sport molto bello che praticavamo, familiari di zia Toniedda e di zia Gavinedda. E pensavo innanzitutto di ringraziare l'assessore Angeleddu e Giusy Sale per aver avuto questa bellissima idea, che era quella di rendere comunitario, un po' come diceva Don Alessandro all'inizio, un momento molto intimo, che è quello di raccordo con le persone care che ci hanno lasciato e con le quali abbiamo trascorso buona parte della nostra vita, e che poi è quello che ci succede quando ci troviamo davanti alla scomparsa di una persona cara. Stiamo lì a cercare tra i cassetti della memoria quali sono i momenti che rendono quel legame eterno. Poi è, diciamo, un po' il senso anche della vita, quello di lasciare un po' la traccia anche nei cuori d'oro delle persone che stiamo ricordando. Mi tocca dire che Michele era un ragazzo dal cuore d'oro e un ragazzo di grandi passioni, ed erano passioni intorno alle quali lui aveva una capacità straordinaria di raccogliere persone, di creare entusiasmo, di creare interesse, di creare una grandissima aggregazione. Forse perché nel gruppo lui riponeva, come dire, anche una sorta di potere taumaturgico contro le difficoltà della quotidianità. Non è un caso, lo prendevamo un po' anche simpaticamente in giro, insomma, più o meno, perché Michele usava due parole frequentemente, che una era amico mio o amica mia, a seconda delle circostanze, e l'altra era gruppo. Il nostro gruppo politico lo chiamava gruppo, ma intendendo lui per gruppo non solamente una comunanza di passione verso un unico interesse, ma per lui era un termine totalizzante, per cui gruppo voleva dire che non condividevi solo la mattinata in consiglio comunale, ma dovevi condividere con lui anche quello che accadeva dopo, per discutere della città alla quale Michele era legatissimo. E solo capendo questa cosa di Michele si coglie innanzitutto il suo amore pazzesco, oserei dire, per la sua famiglia che è qui davanti e che saluto, che lo ha sostenuto sino alla fine. Solo così si poteva intendere il senso dell'amicizia. Michele aveva un senso quasi ossessivo dell'amicizia, e spesso dalle amicizie lui rimaneva deluso, perché non tutti probabilmente eravamo all'altezza di come lui intendeva il senso dell'amicizia. Solo così si poteva accogliere la passione per la musica. Infatti ne approfitto per salutare ancora gli amici del suo coro, con i quali Michele ha condiviso tantissimi anni di passione, ma anche di felicità, e nel coro lui riversava quello che un po' eravamo noi, cioè come dire, anche tutta la sua felicità per appartenere a una comunità, ma aveva una straordinaria funzione anche di mediazione. Un po' manca in questi tempi la funzione di mediazione. E Michele aveva anche una grande, l'ultima, si fa per dire, in ordine di tempo, che era la passione per l'impegno civico, per l'impegno politico e per l'impegno amministrativo. Michele ha fatto 7 anni di consiglio comunale molto intensi. Mi ricordo abbiamo iniziato un po', come dire, un po' presi anche in giro con il camper, quando il camper allora era davvero un modo per fare campagna elettorale genuina, prima che diventasse, come dire, anche una moda. Noi uscivamo già con Michele in camper nel 2009 per raccontare la nostra idea della politica, dell'impegno amministrativo, la nostra idea della città e la sua idea anche per l'Ollove.
Michele aveva combattuto 3 grandi battaglie da amministratore pubblico. L'impegno per i trasporti e la motorizzazione non fosse altro perché diciamo, era strettamente legata alla sua professione. Le battaglie sulla motorizzazione di Nuoro, diciamo, la forza di quelle battaglie la dobbiamo a Michele. La passione per la tutela del commercio, ma purtroppo per lui e per noi la sua ultima e grande battaglia è stata quella sulla sanità. Il diritto alle cure, il diritto ad avere non solamente un luogo in cui curarsi, ma avere una qualità della vita che eviti di andare a curarsi, cioè per vivere bene. Io ho sempre in testa le ultime parole di Michele in una delle ultime sedute davanti all'assessore alla sanità. Era a fianco a Stefania, che ho visto che è qui e che saluto. Michele aveva detto: sono stufo di essere incazzato. E non voleva dire, Michele non si stufava mai di incazzarsi, perché quando una battaglia la riteneva giusta la percorreva fino alla fine. Michele era stufo del fatto che la dignità venisse calpestata, era stufo di questo, era stufo delle prese in giro, era stufo delle promesse non mantenute. Michele non era il tipo che arretrava o pensava che davanti alla complessità dei problemi si potessero risolvere le questioni con una bacchetta magica. Michele era consapevole della complessità dei temi della sanità in generale e di quella nuorese, e ciononostante offriva delle soluzioni, e quelle soluzioni sono state ignorate. Questo non tollerava, che venisse preso in giro, non solo lui, tutta la comunità. E dicevo, forse la prima passione per Michele era quella per l'Ollove, per questo straordinario borgo che per lui era il luogo naturalmente delle radici, ma anche il luogo dell'anima. E Michele viveva questo senso di non appagamento per non fare mai abbastanza per l'Ollove, un po' come siamo noi, come dire, per le persone a cui vogliamo bene o per i luoghi a cui vogliamo bene, non ci sentiamo mai all'altezza dell'importanza che meritano. Michele era tutto questo e molto altro di più. Purtroppo abbiamo poco tempo. Vorrei che rimanesse questa fotografia di Michele, un uomo di grandissime passioni, di passioni che non teneva per sé, ma che riusciva a trasmettere e a contagiare. E quindi mi piacerebbe rivolgermi direttamente a lui dicendo che anche oggi siamo in gruppo per te, come lo siamo stati in altre occasioni, e siamo uniti a te e alle persone che oggi ricordiamo e che tu citavi spesso come figli di questo borgo, e siamo tutti uniti dai fili di questa amicizia. E è vero che siamo in gruppo, ma senza queste persone ci sentiamo dannatamente soli. Grazie a tutti. Cristina l'omaggio in onore di Michele Siotto, la moglie natalina. Amas amico de sincero amore, con esa vida florida azzurro. E per fulano mandro nell'imbuto, e brigantine rocca che pidore, mantene tutto mi da su rancore, vive che tu che cotto e stu sturruro. Mantene tutto mi da su rancore, vive che tu che cotto e stu sturruro. Bom, bim, bom, 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 bim, bom, 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 bim, bom, 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 bim, bom, 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 bim, bom, de corazzudo, amante de esa patria e de su onore, amas amico de sincero amore,
con esa vida prolida y azul. Amas amigo de sincero amore, con esa vida prolida y azul. Premiata Associazione Sportiva la compagnia di Caccia Sulumbico, la numero 8. Il premio per la compagnia Chico Bardi. Buonasera, io sono Chico, faccio parte della compagnia Limbicu, un doveroso riconoscimento del lavoro esemplare agli organizzatori di questo evento. A nome della compagnia Limbicu mi sento di dedicare questo premio al mio amico Michele Siotto, che prima di oggi ci ha sempre aiutato all'organizzazione, appunto. Grazie a tutti e con lei che vos convidamos. In queste occasioni bisogna trovare il momento anche per ringraziare. A me personalmente è costato molto di più perché non avevo l'amico Michele a fianco, Massimo esperto conoscitore del Borgo, Toniè da Graziano, insomma quelli che ci hanno sempre accolto qui con un grande spirito collaborativo. Quest'anno abbiamo attivato anche una collaborazione molto proficua con l'associazione Uniamoci Lollove, di cui ringrazio il presidente Simone Cifferni, lui e tutti i suoi collaboratori. Ringrazio la direzione artistica di Musiche Impeccabili Professionisti nuoresi. Vorrei ringraziare i volontari della Protezione Civile nuorese che non ci fanno mai mancare il loro supporto. Sicuramente l'APP, l'azienda Trasporti Pubblici, che ci ha supportato gratuitamente in questo evento. Il suo presidente Stefano Plamini e il direttore, l'ingegnere Mauro Piras, la nostra polizia locale per gli agenti messi a disposizione, tutto il servizio attività produttive che ha coordinato gli operatori e gli attori di questa manifestazione. E naturalmente voi per la presenza. Ora, insieme al coro Sunugoresu andiamo tutti alla corte numero 8 della compagnia di caccia.
Liso, puttana. Amas amico de sincero amore, por esa vida prolidare azzurro. E il bel fulano mandro nell'imbuto, e il brigantino e rocca che pidore, mantene tutto vida su rancore, vive che turco e colto e sto rudo. Mantene tutto vida su rancore, vive che turco e colto e sto rudo. Bom, bom, bim, bom, 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 bim, bom, 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 bim, bom, 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 bim, bom, bom, bim, bom, de corazón, amante de esa patria y de su honor, amas amigo de sincero amor, con esa vida prolidare azul. Amas amigo de sincero amor, con esa vida prolidare azul. D'ora in ora i colpi di scure risuonano più vicini e più forti, mentre tutta la foresta si copre di fiori dorati e il vento di giugno si fa più caldo e odoroso. Nonostante la scure e il coltello di cui erano armati, popolavano il luogo selvaggio e quasi tutti, e quasi sempre,
tacevano. È la privatizzazione delle terre, è il famoso editto delle chiudende, che trasforma delle consuetudini millenarie in nuove opportunità. Su Monte Nuoro, prima era del comune, a sud non è da legge, e 9 proprietari sono diventati sul comune, cioè su Monte di Nuoro. La Sardegna è stata prevalentemente una economia pastorale e i sardi si accorgevano che tanta loro vita dipendeva dagli arbori. Era un sogno, non me da vero, e come da vero. The spirits that live inside rocks is ancestors of spirits that lives inside the tree. And if the tree has a big rocks around, it's a very, very special place. Lassù vuoi andare? Sì. Guarda com'è alto là. Alto. È altissimo.